Coach, per i primi tre quarti è stato un match molto equilibrato, poi nel quarto quarto, grazie ad un parziale di 18-6, avete preso in mano le redini dell'incontro. Partita dura, durissima, lo sapevamo, loro sono una squadra con una dose atletica e fisica diversa di questo campionato e hanno giocatori come Valsecchi e Valdo che sono moti perpetui, che hanno punti nelle mani, per cui sono molto contento perché la squadra ancora una volta non si è sfilacciata nei momenti di difficoltà, ma ha resistito e alla lunga ha imposto la sua qualità. Per il resto, come commentiamo gli altri dati della partita, le percentuali al tiro e quant'altro? Abbiamo fatto quasi 80 punti tirando malissimo da 3 punti e questo è un dato importante perché vuol dire che abbiamo più frecce nel nostro arco da poter scagliare e questa è un'altra cosa che mi fa veramente piacere. L'altro dato importante è l'andata a Firenze, ci prese 23 rimbalzi in attacco, stasera solo 8 e abbiamo preso un totale di più rimbalzi di loro. Oltre a quello che ci hai detto, quali sono state le principali difficoltà di questa partita? Beh, innanzitutto la loro fisicità, la loro intensità e il loro atletismo sono tre cose che mettono in difficoltà tutte le squadre di questo campionato e noi all'inizio siamo stati un po' sorpresi nonostante ne avessimo parlato a lungo e fossimo, speravo, pronti fino in fondo, però devo dire che d'altro canto abbiamo tenuto botta quando le cose erano difficili e poi alla lunga la nostra capacità di aiutarsi in difesa, il desiderio e di passarci a palla in attacco ha pagato. Come valuta questa prova di Giordano che è arrivato da poco in squadra? Beh, ci sta dando una bella energia, una grande mano, ma ero molto convinto quando l'avevamo preso, adesso verranno anche partite difficili per lui perché è logico, però ci godiamo in assoluto questo suo esordio che è un esordio, le prime 2 partite giocate in maniera importante e ci tengo a sottolineare la partita di Reggiani che ha giocato veramente in modo concreto, solido e secondo me le altre partite magari aveva giocato bene affidandosi sempre al tiro, oggi ha fatto vedere più cose e difensivamente è stato molto presente. Per il resto comunque in generale la squadra ha fatto bene? Io credo di sì e mi piace molto l'applauso, il grande applauso finale del pubblico. Francesco Reggiani non è stata una partita facile, però nel quarto quarto che cosa è scattato? Siamo stati intensi, volevamo portarla a casa, durante la settimana abbiamo lavorato duramente, avevamo un unico obiettivo, vincere e vincere più partite possibili, quindi abbiamo dato il massimo. È stata una partita giocata molto anche sugli scontri fisici. Sì, questa è una partita, hanno dei ragazzi molto giovani, fisicamente prestanti, quindi abbiamo dato tutto, sapevamo che era una partita fisica e abbiamo dato tutto, sangue, tutto. Ci sono stati comunque degli errori nelle percentuali al tiro non altissime, diciamo così. Sì, siamo stati anche lì siamo stati bravi, solitamente qua abbiamo delle percentuali leggermente più basse, però oggi siamo stati bravi, siamo corretti e secondo me abbiamo fatto una partita super. Ecco, ma secondo te qual è stata la chiave per aver portato a casa questa partita, dal punto di vista tattico o più dal punto di vista psicologico? Un mix di cose, tattico, il coach prepariamo molto bene le partite e poi noi volevamo riscattarci, vogliamo vincere più partite possibili e portare Mestrin a 2, quindi noi diamo tutto.